Daniela Giarin, presidente regionale Veneto, giovani agricoltori. C'è ancora spazio per i giovani nel mondo dell'agricoltura e come vedete voi giovani appunto la situazione 2014, prima appunto del grande impegno dell'Expo 2015? C'è ancora spazio per i giovani, anzi molti giovani vogliono insediarsi nell'agricoltura, non tanto come posto di rifugio in questo momento di crisi, ma proprio perché ci sono grandi potenzialità nel settore agricolo. Il problema principale per noi giovani nella nostra regione è il fatto che non ci sono terre disponibili per poter applicare le nostre idee e i terreni costano molto e ci sono pochi finanziamenti per poter anche semplicemente prendere in affitto il terreno. L'accesso al credito è sempre più difficile e la burocrazia diciamo che frena moltissimo il lavoro di noi giovani. Dovremmo iniziare a puntare molto di più sull'idea del giovane e non sul capitale che il giovane può avere alle spalle. Infatti le idee sono molto, molto valide, però i soldi a disposizione del giovane sono molto pochi.